16 comuni dell'entroterra e della costa, un campo da gioco, quello di Ferrada di Moconesi, pubblico numeroso e presente alle 3 serate e sullo sfondo la solidarietà. Gli ingredienti dell'edizione 2018 di Fontanabuona Senza Frontiere non si discostano da quelli degli altri anni, ma l'impasto riesce sempre a coinvolgere e divertire in modo nuovo ed entusiasmante. Siamo alla 7ª edizione, ogni anno abbiamo cercato di presentare giochi sempre più belli, sempre più avvincenti, sempre più nuovi, anche mutuando l'esperienza nazionale di Italia Gioca, dove Moconesi è andata a rappresentare per il 5º anno di fila la Liguria. Il pubblico tutte le sere è stato numeroso, siamo ben contenti di questa formula che, ripeto, si ripete ma si rinnova. I giochi sono ovviamente improntati all'agonismo, ma anche al divertimento, ma soprattutto al fair play. La squadra detentrice del trofeo Cogorno ha dovuto cedere il passo nella finale agli avversari di Sori. Non è mancato tuttavia l'agonismo nell'affrontare le diverse prove. Questi giochi vengono fatti da parecchi anni, è la nostra terza partecipazione. E questi giochi qua riprendono i vecchi giochi anni 80-90 col fil rouge, che è la prova speciale dove vengono assegnati più punti nella classifica finale. Ad alzare il trofeo 2018 quindi un comune costiero. Nella squadra però non tutti partecipano per agonismo. Se devo dire qualcosa che mi abbia particolarmente lasciato questa competizione è il fatto che mi piace solo fare la mascotte, perché a giocare, anche se questi giochi sono un po', dovrebbero essere forse goliardici, alla fine si finisce per essere competitivi anche qua. Perciò mi piace essere la mascotte da questa squadra. Io sono di Sori, quindi faccio la mascotte di Sori. Quest'anno ci travestiamo da bagnini, facciamo un po' gli stupidi e ci divertiamo.